Senti, leggevo che c'è una legge che vieta le immagini del duce. Sì, c'è una legge che ancora non è stata approvata, ma lo sarà Sta a per presto. arrivare. In sostanza oggi noi se andiamo dalle sue parti a Predappio possiamo acquistare molti gadget sul fascismo, no? La crapa del testone del duce, io ce l'ho nel mio ufficio, il testone del duce me l'hanno regalato tanti anni fa, quelli che entrano nel mio ufficio inorridiscono, ma perché tieni il duce? Perché è un cimelio, perché un po' è lì, sta lì. Allora perché tengo un vaso di fiori? Guarda, stessa cosa. E quindi ci sono questi del Partito Democratico che secondo me sono proprio impazziti, sono arrivati alla frutta, vogliono impedire il commercio di oggetti che si riferiscono, che alludono al regime. Anche se ci sono anche delle bottiglie di vino. Ma ci sono pure gli accendini, Ma chi se ne frega? Ma Anche facendo gli una roba orologi. del genere li faranno diventare oggetti di culto e alimenteranno ancora di più il mercato. Il mercato nero, Sì. diciamo. Sì, ma guarda, è gente veramente stupida. L'altro giorno c'è stata una specie di incursione lì, non so, sono andati con uno striscione, hanno fatto 4 urlate in consiglio comunale, quelli di Forza Nuova, e allora la sinistra, o di Casa Pound, Casa scusa, Pound. Causa Ma non hanno Pound, fatto niente. Io ho parlato col questore, che l'ho incontrato, e ho detto non hanno fatto assolutamente niente. Sì, hanno fatto una protestina, ma anche abbastanza educata. Ecco, allora questi qua, insomma, tutta Milano si è stracciata le vesti, per però quando ci sono questi qua dei centri sociali che imbrattano vetturine, mettono a ferro e fuoco la città, nessuno si indigna No, così. nessuno Si fiata. può fare quello? Non solo, allora? ma quando hanno, in occasione della inaugurazione dell'Expo, mi pare che fosse maggio di due anni fa, Milano è stata messa a ferro e fuoco. Pochissimi di quelli lì hanno pagato, tutti assolti, tutti messi fuori, mai fatto 2 giorni di galera, ma in numero esiguo, per cui quando sono i centri sociali, forse per timore, nessuno infierisce, mentre se sono quei 4 sfigati con la camicia nera, allora vengono sbudellati in pubblico. Non è successo un cazzo. Niente, assolutamente niente. Io non è che ho simpatia, Ma per no, ma cui chi non se è ne frega, non è cioè. questo il punto. Ma non mi sembra il caso di metterla giù così duro, non costituiscono un pericolo per la quiete della città. Senti, sono nati altri 2 partiti, uno islamico e uno anti-islamico, me la vuoi spiegare? Sì, vogliono fare un partito islamico perché hanno visto che a Londra c'è un sindaco islamico, e quindi qualcuno ha pensato che se facciamo un partito islamico con tutti gli islamici che ci sono possiamo, diciamo, raccogliere un bel po' di voti. In realtà le esperienze analoghe fatte all'estero non hanno portato voti, Poi di conseguenza è nato anche il partito anti-islamico, ma anche quello non credo che avrà un grande successo proprio perché non ce l'avrà quello islamico, insomma. Ci giocano a far partiti. Sì, insomma. però questa notizia rivela lo stato d'animo che c'è nella nostra società, che è diventata turbolenta. A proposito di turbolenta, deve essere turbolente queste prove per 30 posti di vice assistente alla Banca d'Italia. Si sono presentati in 85.000. Certo. E il volere il posto fisso a vita, questo. Non solo, ma poi la Banca d'Italia che notoriamente paga bene. Paga bene, non c'è una sartoria qua vicino, in Viale Maino, proprio qua vicino, che fa alta moda e prendono un sacco di soldi quelli che lavorano lì, e sta cercando 5 sarte da mesi, non le trova. Ma certo che nessuno. Questi hanno il lavoro per tutta la vita. Ma non sanno, perché per imparare a fare il sarto o la sarta ci vogliono anni di impegno ed è un lavoro difficile e nessuno ha la voglia di impararlo, anche perché poi si fanno parecchie ore, quando bisogna consegnare un vestito c'è da lavorare al sabato, e quindi tutti i mestieri impegnativi artigianali che renderebbero molto vengono snobbati dai nostri giovani. È una cretina, una ragazza che dice, ma io lavoro così. sono ragioniera e voglio fare la ragioniera, non voglio fare la sarta, ma insomma tu devi fare il mestiere che ti fa guadagnare, che ti dà soddisfazione. È cretina una che rifiuta un posto così, perché poi ha il pane per tutta la vita, può creare lavoro. Ma tu sei non so, hai una moglie così,
non riescono a trovare le sarte, quindi devono andare a comprare le confezioni, già i vestiti già fatti, e poi per fare le riparazioni, per aggiustarli un po', Bisogna andare da cinesi, perché sono solo loro. Solo i cinesi, che poveracci sono rapidi, non lavorano in modo raffinato, ma almeno lavorano, e lavorano tanto. E sono sempre pieni. Sempre pieni. Ma a Bergamo c'è un bar, a Bergamo dove io abito sul Colle, lì c'è un paesino vicino che si chiama Petosino, e c'era un bar che era condotto, diciamo, da italiani, no? Ed era sempre vuoto, era anche, è tuttora tabaccheria e edicola. Strano, perché quelli lì, coi tabacchi almeno i gratterinci fanno soldi. Osteria, bar, caffè, sempre vuoto. Adesso, da un paio d'anni a questa parte, è stato acquistato questo locale da cinesi, che intanto fanno un caffè buonissimo, che è strano, no? Di solito sono i napoletani che sono bravi a fare il caffè, tant'è che io a Milano vado dai napoletani a prendere il caffè. Adesso hanno creato una catena di locali napoletani, sono 9, dove tu bevi un caffè meraviglioso, e volendo anche nel vetro, come lo bevo io, proprio come i teroni lo bevono nel vetro, mi piace da morire. Ecco, vabbè, comunque lì i cinesi nel giro di pochi mesi hanno trasformato questo locale, che era sempre deserto, adesso devi fare gomitate per entrare, e fanno soldi. Perché? Perché lavorano anche il primo dell'anno, lavorano sempre, la domenica, la mattina, alla sera chiudono a mezzanotte, sempre aperti, e ci sono lì 3 o 4 cinesi e una famiglia, lavorano come ossessi. Morale della favola: chi lavora guadagna, chi non fa un cazzo non guadagna un cazzo. Questa è la vita. Senti, hai fatto un titolo forte, te lo dicono ogni giorno, Sì. per cui stai guardando quale dei tanti. Sì. Il PD ha il cancro, arretra nei sondaggi e finisce sotto grillo. Un titolo bello pesantino. Sì, ha il cancro, perché abbiamo visto tutti come sono andate le cose nel Partito Democratico. Sono nati con grandi ambizioni, ricorderai al Lingotto, Veltroni, che inaugurò questo partito che doveva sbaragliare, eccetera, e in effetti all'inizio aveva avuto anche un discreto successo, anche se Berlusconi li aveva battuti, ma allora Berlusconi non era facile da battersi. E poi lentamente questo cancro ha cominciato a mettere le metastasi, e in pratica il PD è diventato un salon del Far West, dove si menano in continuazione, e tu vedi che volano sedie, cazzotti, si sparano l'un l'altro, e non capisci chi ha ragione, chi ha torto. No, questi fanno le riunioni invece che per risolvere i problemi degli italiani, o far finta per metterselo in quel posto con l'altro, per le correnti, le cose. per la supremazia del partito, in odio a Renzi oppure in odio agli anti-renziani. È un puttanaio, si potrebbe dire. Un puttanaio rende bene l'idea. E quindi cancro in questo senso, no? Come dicono in Veneto, canchero. Cancro, è vero, lo dicono nella parte verso Venezia, Sì, Treviso. Senti, questi qua che hanno lanciato una Molotov a Brescia contro un hotel che doveva ospitare i migranti, vabbè, si grida al razzismo, e caccia all'uomo, non prenderanno mai. No, ma tutti quelli che dicono di non essere razzisti, no, sono obbligati a dirlo, cioè, io non sono razzista, e poi fanno un discorso razzista. Però è segnale di malessere. Siamo tutti razzisti. È segnale di malessere, certo, questo qua, che va colto. Lo siamo diventati razzisti a forza di subire l'invasione, che ci ha a un certo punto saturato e scocciato. Quindi la reazione poi viene definita razzista o xenofoba, ma in realtà sono soltanto palle piene. A Roma, per esempio, hanno aggredito un bengalese, mi sembra, al quale avevano assegnato una casa popolare. Anche lì è un episodio di razzismo, però è anche un segnale di insofferenza. È una reazione, hai ragione, insofferenza, no? Perché la gente ha come la sensazione che prima vengano i neri e poi gli italiani. No, neri neanche neri si può più dire. Sì, no? No? Sì. Neri, l'altro giorno è scritto negri. Negri è vietato, sì, neri è criticato, africani è... c'erano anche le canzoni, no? Siamo i Vatussi, altissimi negri. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose dalle galli,
allora mi andava bene, adesso non va più bene. Mi è cambiata la lingua o il cervello di questi poveri imbecilli? C'erano anche i Vacaputanga, Sì, i Neger del Menga, Sì, in una regione del Centro Katanga, che era la tribù del Neger del Menga. In una foresta del centro Katanga c'era la tribù dei Vacaputanga. L'era una tribù dei Neger del Menga, grande, ciula e balabiotta. Vacaputanga. Grandi ciula e balabiotte, una roba così. Grandi ciula e balabiotti. I Vacaputanga. Ma per l'amor di Dio. Siamo sopravvissuti a quelle, però adesso se scriviamo neri Mamma, siamo fottuti. che Vai, che bel mondo. Senti, io non ti devo chiedere altro se non di tornare prossima settimana Sempre fresco e puntuale. puntuale. Grazie Sempre. Vittorio, buonasera. Saluto a tutti.